Amici della bicicletta, bentornati in questo nuovo video. Mi trovo a Zavera del Montello, sono dentro al mio van che ho appena finito di camperizzare, tra l'altro, cosa fighissima, ma questo è un altro capitolo. Comunque sono appena arrivato in un parcheggio, mi sto letteralmente preparando la cena, si mangia, si dorme e domani io e la mia signorina si va a fare un gran bel giretto in bicicletta, ma non sarò solo. Con chi sarò? Ci vediamo domani, anzi, aspettate qualche attimo e lo scoprirete. Ciao ragazzi. Siamo pronti a partire. Da questa parte c'è Franco, Simone e dietro di là che non si vuole far vedere c'è il grande Sac, grande, mitico Sac. Noi andiamo quasi 1000 metri di dislivello e 70 km ci aspettano. Ciao ragazzi. Ci tenevo moltissimo a ringraziare il mio amico Andrea, nonché soprannominato da me Piero Angela, perché è stato lui a tracciarmi questo percorso e so che quando lui traccia fa cose meravigliose. Quindi bravo Andrea e grazie per questa prima salita al 17%. Fantastica. Aspetta, piano, piano, lo metto qui qua. Ormai non l'acqua. Come avete ben visto, abbiamo sbagliato un attimo a seguire la traccia, cosa che a voi non capiterà perché in descrizione vi lascio la traccia corretta, e abbiamo dovuto fare un piccolo guado, solo che c'è stata una piccola frana e raggiungere l'altra parte della riva è stato un po' ostico,
Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo passato tutte le bici, il buon Simone ha voluto testare la temperatura dell'acqua. Simone, com'era l'acqua? Molto fredda. Molto fredda, ottima. Sono dentro la camicia qua. Meraviglioso. Com'è stata con me questa avventura? Bellissima! Ma bene. Ah, anche questo significa andare in giro in bicicletta. Imprevisto si risolve. Comunque, ritornando nella traccia, questo è quello che vi aspetta. Poi se volete proprio replicare anche il guado con lavaggio dei piedi, ben venga. Ma a parte questo piccolo intoppo, traccia spettacolare, grande Piero Angela. Bene, noi stiamo facendo l'ultima salita di questo meraviglioso montello. Tutta sterratina ben compattata, qualche sasso qua e là, ma si riesce a fare tranquillamente. Io vi saluto con il fiatone, vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale che tanto è gratuito. Ciao ragazzi, alla prossima!